contraddice anche il nostro tema di quest'anno, no? Il gioco, l'amore e la follia, però insomma la follia che sia pochina, perché cerchiamo di ricordarci che questa è una città fragile, quindi molto rispetto per tutti e per la città. Il motto è Enjoy and Respect Venezia. Esatto, quindi enjoy and respect, divertitevi, ma sempre nel rispetto di questa città così unica, così particolare. Ed eccola, è entrata, accompagnata dalle nostre Caroline, la nostra Pantegana ha fatto il suo ingresso trionfale nel nostro Rio de Canareggio, si sta avvicinando e si ormeggerà qui proprio qui davanti a noi e vedremo che cosa succederà, quale sorpresa ci ha riservato questa. Comunque posso dire che già dall'anno scorso mi sembra veramente ingrassata, la vedo bella pasciutta, la vedo bella pasciutta arrivare. Eccolo, sulla pianta che porta la Pantegana, pensaci anche il nostro delegato alle tradizioni Giovanni Giusto, che abbiamo già citato prima, abbiamo avuto modo di citarlo prima, e altri amici a dare 20 e passa anni fa il via a questa manifestazione, a questa meravigliosa Pantegana. Un saluto alla Pantegana, un saluto a Giovanni Giusto e nota tecnica. Facciamo il voto alla rovescia, -3. Tra pochissimo, secondo solo. Allora ecco, la nostra Pantegana è arrivata. Giovanni e tutto il corteo che lo segue con le nostre caorline, come vedete sono tutte addobbate con mascherate anche loro, con la magoga, con l'astice, col cavalluccio marino, col pesce. Il gallo, eccolo qua, il gallo, salve gallo! E andiamo a sistemare la nostra Pantegana che prenderà posizione. Allora, e mentre la nostra Pantegana si sistema, nel frattempo allora, nota per tutti i banchi, apriamo i banchi, cibo a volontà per tutti. E allora sì, per chi vuole, signore e signori, per quelli che sono in quarta fila, intanto c'è la possibilità di cominciare ad assaggiare. Ed eccola, si è rifatta il look questa Pantegana quest'anno, si è rifatta veramente il look. Ed ecco che arriva a conclusione del nostro corteo. Giovanni, giusto, dove sei? Sei di sopra da qualche parte? Vediamo tutte le altre caorline, il cavalluccio marino, il pesce. E tra poco vedremo quale sorpresa ci avrà riservato la nostra Pantegana, quale sorpresa Giovanni Giusto insieme al direttore artistico hanno pensato, hanno ideato per noi, per quest'anno, per questa edizione 2020 del Carnevale di Venezia, per la nostra festa veneziana qui in Rio di Canareggio. Ecco, salutiamo Rosita, la Pantegana preferita, eccola qui, si è sistemata. Giovanni Giusto chiama l'Alzaremi, il saluto in omaggio.
Allora Giovanni, se ci senti, immagino, speriamo di sì, noi ti aspettiamo qui sul... Giovanni, ti aspettiamo qui mentre vediamo le altre imbarcazioni. Come vedete non abbiamo solo veneziani, abbiamo anche amici ospiti direttamente dal lago di Como, tutto giusto, da quel ramo del lago di Como, direi proprio. E il promesso dov'è? I promessi dove sono? Quello di Paolo Diano, separato, Diano, quello che va nell'acqua la promessa. Vieni Giovanni, si riesce ad arrivare da noi, ce la fai? Ce l'ha. Allora, se tu fai, io ti traduco se vuoi. No, poi gira per lì, siamo ad arrivare. Sta arrivando, ce la farà, bene. Allora sta arrivando lui a noi con il suo coro, perché quando arriverà finalmente Giovanni Giusto P, il nostro delegato alle tradizioni, sul palco, finalmente insieme al direttore artistico, insieme a Veda, potremo finalmente vedere che cosa ci riserva questa panciutta pantegana, questa nostra Rosita, eccolo, si sta avvicinando mentre possiamo vedere le altre imbarcazioni che stanno arrivando, sempre del corteo. Ecco, i nostri galeotti li hanno ripescati, li abbiamo visti passare 2 ore fa che cercavano la fuga, ma ahimè li hanno ribeccati e se ne stanno ritornando indietro. Abbiamo lo sbarco dei Marines, qui c'è uno sbarco, attenzione, li facciamo ce l'abbiamo fatta. Lo sbarco veramente, i lagunari che scendono, eccolo, ce l'abbiamo fatta, sbarcato direttamente dalla nostra beata, eccolo qua. Tutte le altre imbarcazioni intanto si fermano, tutti il silenzio diventa quasi religioso, perché andiamo a vedere che cosa ci riserva la nostra pantegana. Quale sorpresa ci sei arrivato, funziona il tuo, ce l'hai? L'acqua, quella dei reni, quella delle nostre riviere, che oggi festeggiano a loro modo e tutti assieme festeggiamo quello che dichiariamo essere il nostro carnevale, quello che apre il carnevale di Venezia, e loro sono sicuramente il simbolo della venezianità che continua, no che fa finta di ricordare i vecchi tempi. Siamo attualissimi, eccoci qua. Siamo veri, siamo forti, siamo i veneziani. Abbiamo la pantegana che adesso, quando le ultime barche sono scivolate verso il ponte dei Tre Archi, la pantegana si piazza al centro del canale e là dichiariamo proprio ufficialmente tutti assieme con conto alla rovescia quello che sarà lo scoppio della pantegana. Va bene, ai fare tutti, non soltanto partecipiamo, ma addirittura l'azioniamo. Assieme lo dichiariamo con conto alla rovescia lo scoppio e dopo si va al resto del carnevale che dura più di 16 giorni. Allora, quelle che abbiamo visto sono le barche, attenzione, tradizionali della continuità, le caorline, le mascalette, i scioponi, i sandoi, le batee, tutte barche che da sempre esistono a Venezia e che noi continuiamo ad usarle perché ci servono, sono quelle che ci permettono di dell'ambiente nel modo più corretto, e oggi li vediamo come carri allegorici scivolarci davanti, ed è un'opportunità straordinariamente unica, come lo è unica la nostra grande città, che città rimane fin tanto che sarà viva, e noi lo dichiariamo oggi che siamo belli, veri e vivi e pronti a continuare quella che è la vita. C'è un motivo bello chiaro, e in carnevale magari con ironia lo possiamo dichiarare spavaldamento, perché tutti pensano che Venezia sia una città tipo museo, no? Dove si entra e si esce alla sera. Non è così, non è così. Oggi lo dichiariamo al mondo intero che Venezia vive, intanto che ci sono i veneziani. Venezia è e rimarrà una città viva, perché è fruita della sua straordinaria diversità.
ci comportiamo diversamente, ma perché siamo compatibili con quello che è il nostro ambiente, straordinariamente unico, rarissimo, per questo unico. E noi così andiamo avanti. E la Pantegana è il simbolo della venezianità, sapete perché? Perché quando qualcuno magari potrebbe innescare quel progetto della distruzione di una comunità come quella veneziana, magari trasformando e deformando tutto, si sbaglia perché quando crede di aver completato il progetto dell'estinzione non è che finisca tutto, attenzione bene, si sentiranno le trombe della cavalleria e da ogni dove. Eccola qua, sta prendendo il possesso, succede già qualcosa. Allora attenzione! 3, 2, 1, viva Venezia! Viva San Marco! E allora il carnevale di Venezia è ufficialmente aperto dalla nostra Pantegana. Sono aperti gli stand della AEP. E allora fatevi un applauso per la vostra pazienza e fate un applauso alla nostra Pantegana che ci ha inondato di questa pioggia di coriandoli. Questa pioggia di coriandoli, che dunque dove vanno i coriandoli? Perché è un'arte divinatoria anche quella. Il coriandolo va verso i banchetti, quindi si mangerà anche quest'anno. Questa è la cosa fondamentale che abbiamo visto darsi battaglia prima qui sul nostro Rio. Ringraziamo tutte le riviere che sono venute qui, che si sono mascherate, che hanno preso questo gioco della follia, questo gioco dell'amore. E quindi abbiamo visto bande bassotti, abbiamo visto i Promessi Sposi, abbiamo visto galli, abbiamo visto unicorni passare e Happy Maya e famiglie che fanno favole con Biancaneve e Hansel e Gretel. Abbiamo visto la nostra tradizione con la musica veneziana su questa beata che è arrivata con Giovanni Giusto. E quindi abbiamo dilettato l'occhio, abbiamo dilettato per la musica. D'altronde il dialetto è quasi un po' come l'inglese, facilmente usabile, facilmente ricordabile, quindi ascoltatevele queste canzoni, andatevele anche, sono facili, ma andiamo a dare l'ordine d'arrivo definitivo. Allora, diciamo che è stata una battaglia, è stata una vera battaglia, perché ci sono addirittura 46 terzo classificato Sant'Alo Verde con Bognolo, Cainazzo, Rumonato e Verchieruti. Eccoli qua. Allora il nostro amico pescatore qua, eccolo qua, ben arrivato, loro terzo posto per loro. E anche qua ancora una volta vedete l'unione tra l'esperienza da una parte e la gioventù. La gioventù. Adesso signori è il momento delle donne, delle nostre regatanti che si sono date battaglia sui gondolini, ce li abbiamo, sono qui, non abbiamo che fare, ci sono sullo spazio. Allora cominciamo. Ve li andremo ad elencare per accompagnare al meglio questi cibi.